Ciao ragazzi, siamo in diretta su Facebook e su YouTube. Oggi è il 10 di giugno. Ehm, Niente, come state? Spero che stiate passando una buona giornata. Se state vedendo questa in registrata, state passando una buona serata, okay, se non siete adesso qui con me. Oggi parliamo di dolore cronico quando aumenta la sera. Questo era il topic di oggi. Ho voluto fare questa diretta perché vorrei anche, se riusciamo, anche a interagire con i presenti. Le dirette sono sempre un po' più complicate per chi le fa, ma sono sicuro che per chi le riceve è un gran dono, okay, anche per conoscermi un po' meglio, un po' magari fuori dai soliti tagli dei video che vengono fatti lì su YouTube da altre persone, solitamente insomma che sono un po' meno genuine, no? Okay, andiamo direttamente su quello che volevo dirvi. Ho preso qualche appunto riguardo al cortisolo in particolare. Ora, perché, questo è il topic di oggi? Perché è una domanda che mi viene fatta spessissimo. La domanda è: "Alessio, ma perché la sera, quando torno a casa, magari sono sul divano dopo cena, ehm, il dolore era gestibile, anzi forse non l'ho neanche sentito perché ero a lavoro, okay, o magari facevo sport e la sera mi fermo, o la notte e i dolori arrivano. E ci sono 3 particolari punti, okay, di risposta su questo. Ovviamente stiamo parlando di dolori che sono dolori persistenti. In particolare stiamo parlando di dolori persistenti neuroplastici, ovvero che hanno una radice, se vogliamo, emotiva o comunque di sistema nervoso centrale, sensibile. Ora chissà se mi state vedendo, questa è una buona domanda che mi sto facendo, se tutto sta funzionando. Comunque io vado avanti e vediamo un po' poi alla fine cosa succede. La prima parte riguardo al cortisolo, riguarda appunto, ehm, questo ormone, che si chiama ormone dello stress, okay, lo chiamiamo così, che ha una sorta di veduta un po' brutta, lo vediamo un po' brutto come cosa, il cortisolo, lo vediamo come quella parte di noi che esplode, questo ormone, queste particelle dentro di noi che esplodono quando siamo stressati. In realtà dobbiamo sapere che questo ormone è fondamentale per la nostra salute. Perché? Perché alla mattina, intorno alle 6 del mattino, okay, questo ormone, si sveglia, e ci porta su questa attivazione corporea, che è sensata, perché normalmente un essere umano, se pensiamo ai nostri antenati che, insomma, non vivevano la vita nostra di oggi, davanti a un computer, ma quella che magari viveva immersa nella natura e la mattina doveva alzarsi per andare a cacciare, per fare delle cose, okay, per sopravvivere, okay. Noi siamo sempre adesso in sopravvivenza, okay, il nostro cortisolo potrebbe essere perennemente basso, perennemente alto, disfunzionale, ma c'è questa sua, onda che va dal mattino sale, okay, dà quindi attivazione al corpo e per la molti di noi notiamo quella sensazione di rigidità, ehm, e soprattutto se soffri di dolori persistenti o sintomi persistenti noti rigidità al mattino. E questo poi piano piano il cortisolo va a scendere, una sorta di curva, che va a scendere fino ai minimi livelli intorno alla sera, per poi riprendere di nuovo la mattina, intorno alle 6 del mattino. Quindi questa è l'onda normale del cortisolo, che è molto diversa dal cortisone, non vi confondete, okay, con cortisone, ma è cortisolo, okay? Quindi l'attivatore del mattino lo possiamo chiamare. Questa curva
porta quindi non solo attivazione, ma anche va a filtrare, quando è alto il cortisolo, va a filtrare il dolore stesso, va a filtrare, si attua come una sorta di antinfiammatore, un antinfiammatorio. Sappiamo che comunque nei nostri casi non c'è infiammazione, okay, nei nostri casi intendo, se soffriamo di dolori neuroplastici, come facciamo a saperlo? Lo vediamo, attraverso un particolare test che, è un test che non ho inventato io, ma che molti terapisti e medici oramai usano in tutto il mondo nel mio campo, lo trovate comunque nel mio sito web venezianotherapy.com, o ve lo metto qui in descrizione o sotto nei commenti. È un test con 19 domande, insomma, dove ti fa capire se più o meno il tuo dolore è legato a qualcosa non del tessuto muscolare o tendineo, ma più verso la parte emotiva, la parte, di ipersensibilità del sistema nervoso. Esempio, i classici esempi sono quelli: il dolore è nato dopo un periodo di grande stress o in un periodo di grande stress, solitamente sempre dopo, o magari, stiamo parlando quindi di periodi dove c'è stato un lutto, okay, o più lutti, persone che ci hanno abbandonato in questa materia, in questa dimensione. Quindi questa curva quando scende, questa curva del cortisolo, fa anche, da disattivatore di infiammazione. Quindi non vuol dire che abbiamo meno infiammazione, okay, l'infiammazione potrebbe sempre essere la stessa o non esserci proprio, ma va a disattivare dei recettori, e questi recettori, guarda caso, li va a disattivare nei periodi serali. In questi periodi serali quindi sentiamo più dolore, perché quel filtro del cortisolo non c'è più. Ora, vi dico questo che è basato su studi scientifici, quindi non è qualcosa che mi invento o qualcosa che l'ho imparato anch'io, e all'inizio, anni fa, non avevo risposte alle persone che mi dicevano: "Perché sento dolore la sera piuttosto che, meno al mattino?" Oggi abbiamo delle risposte. Ed è utile saperlo. Perché? È utile saperlo perché se senti dolore alla sera, la tua mente penserà, se non sai queste cose, penserà: "Cavolo, questa sera il dolore è più grave, sto peggiorando, chissà domani come sarà", no, questa previsione, del domani, okay, questo catastrofismo lo chiamiamo. E quello non farà altro che quindi dare ancora più dolore al corpo. Ma se noi sappiamo che il dolore potrebbe aumentare la sera e non è perché l'infiammazione è aumentata, l'infiammazione in realtà aumenta sempre leggermente la sera se stiamo soffrendo di problematiche infiammatorie, okay? Sto pensando quindi a problematiche acute infiammatorie. Ma in un dolore neuroplastico questa cosa, diciamo, non esiste, okay, l'infiammazione in quel momento non è il principale problema. E tu come fai a sapere se è infiammazione o no? Okay. Facciamo finta insomma che anzi non facciamo finta, mettiamo il caso che vedi e senti una delle mie meditazioni che tanto tanto ti piacciono. Il dolore in quel momento lo senti, a 6, 7, 8, okay, su una scala 0-10 lo senti a 8, mettiamo, e in 5, 10 minuti il dolore lo senti a 5 o a 6, magari è calato di 2. Okay, secondo te in quel momento l'infiammazione è calata oppure era il tuo sistema nervoso che ha diminuito l'intensità del dolore, che ha diminuito quindi i recettori, l'intensità di quei recettori nervosi? L'infiammazione non può calare in 10 minuti così di botto, okay, quindi quando vedete e sentite delle mie meditazioni, notate un grandissimo rilassamento e magari
dopo, che ne so, 1 ora senti comunque avere del beneficio, ma poi risale di nuovo su di botto il dolore, magari dopo 1 ora, dopo un giorno, cioè questi sono chiari segnali che non è una problematica infiammatoria, okay? Ciò non voglio dire quindi che voi non dovete fare, degli accertamenti, medici se soffrite di dolore, okay, perché è importante comunque lavorare anche con la medicina convenzionale che ci dice se, ci sono delle grandi e gravi infiammazioni, allora lì potrebbe esserci un'infezione, potrebbe esserci una malattia autoimmune che potrebbe avere del beneficio con una medicina convenzionale, un trattamento convenzionale. Quindi ricordo comunque che quello che usate con me, okay, arriva se arriva dopo un check medico, sempre, sempre. Io non voglio insomma che nessuno qui rischia la vita semplicemente perché dice: "No, tanto adesso è tutto, neuroplastico", okay. E i 2 trattamenti possono anche andare insieme molte volte, okay. Quindi abbiamo parlato del cortisolo. Un altro punto quindi che voglio dirvi è che il cortisolo, per le persone che quindi soffrono di dolori persistenti da molto tempo, di sintomi persistenti, questa curva che vedete chiaramente, bellissima che va verso le 6 del mattino, sale su, di picco queste 5, 6 del mattino e poi scende, come dovrebbe essere per tutti. Per noi che soffriamo di dolori persistenti, questo filtro, no, questa schermatura che abbiamo col cortisolo non è la stessa. Quindi la maggior parte di noi potrebbe avere un appiattimento del cortisolo e questo appiattimento di cortisolo quindi o rimane alto o rimane basso. Ci sono persone che mi hanno detto, che ho seguito personalmente, che hanno fatto dei test del cortisolo che si può fare attraverso, saliva o attraverso anche analisi del sangue, se non sbaglio, adesso non sono esperto nell'analisi del cortisolo, ma si dovrebbe fare comunque in diverse zone della giornata, perché dobbiamo capire questa questo andamento. Essendo un ormone dobbiamo capire come funziona. Ma quella è semplicemente una prova del 9 che ci potrebbe dire: "Oh, il cortisolo è basso e quindi sento i dolori sempre a 10, sempre a 8, ehm, non perché tanto ho un danneggiamento a parte pelvica, dolore lì, o la parte lombare, o la del collo, ma perché i miei ormoni, okay, del cortisolo sono bassi e quindi c'è meno protezione da quei segnali del cervello di dolore. E vi ricordo che il dolore cronico persistente arriva sempre dal cervello, okay? Quando dico sempre non vuol dire che tutti i dolori sono neuroplastici, ma tutti i dolori, le sensazioni di dolore non arrivano mai dal tessuto. I nostri nervi facciamo finta che abbiamo dolori al collo, il collo ha dei nervi che vanno verso il cervello e sono dei nervi che vanno a dare comunicazione al cervello dicendo: "Guarda, sento questa pressione, sento queste cose", e poi il cervello dice: "Okay, mi sa che qui c'è qualcosa da rilasciare di dolore, perché la situazione non mi quadra." Okay? Quindi c'è una sorta di segnale che va al cervello, il cervello, decide se il dolore o il sintomo deve essere rilasciato e lo rilascia nel tessuto dove sentiamo dolore. Quindi, se vogliamo, il dolore lo sentiamo, dal cervello, però lo sentiamo fisicamente nella zona dolorante. Okay. Un'altra e quindi sono 3 indicazioni che voglio dirvi, 3 fattori per cui sentiamo dolori di più la sera. Il primo era quello del cortisolo al minimo al mattino, quindi non abbiamo questo filtro, è tutto aperto e tu pensi: "Ah, sto peggiorando", invece non stai peggiorando, è semplicemente perché il cortisolo è basso ed è normale che lo sia e quindi la tensione è aumentata.
2, cadono le distrazioni. La sera cadono le distrazioni su sul corpo. Cosa vuol dire? Se stiamo lavorando dobbiamo comunque avere un'attenzione al lavoro o ai figli, che magari devo andarli a prendere a scuola, devo fare questo, devo fare l'altro. Ciò non vuol dire che non hai dolore. Potresti comunque averlo, ma le distrazioni cadono nel momento della sera, dove finalmente dovrebbe essere un momento di pace, di quiete, ma guarda caso le attenzioni sono rivolte verso di te. Quindi il cortisolo è basso, le attenzioni sono rivolte verso di te perché i sensi non si sono impegnati in altre cose, si rivolgono verso di te e quindi cosa succede? L'attivazione del cervello che va verso il corpo, quei particolari nervi sono attivi come sempre, ma adesso li senti di più. Li senti di più. Quindi il dolore non peggiora è che lo senti tu di più. Cioè, riusciamo a capire questa differenza? Poi, numero 3, la predizione del dolore la sera. Numero 3. Vi ricordate quando vi ho detto all'inizio che il dolore può essere predetto? Quindi se io penso, okay: "Oddio oggi sento dolore, stasera i dolori sono alle stelle, dolore alla schiena e domani però devo fare". Che ne so, domani magari è sabato e con degli amici abbiamo ci siamo detti che ci facevamo una camminata in montagna, okay, e tu penserai: "Oddio stasera ho dolore, domani io così non posso andare." O ancora peggio, io domani così a lavoro non posso andare. Magari sei un insegnante che sta davanti alla lavagna con degli alunni davanti, che mi è capitato molto spesso di avere persone insegnanti, oppure magari infermiere, okay, diverse infermiere ho seguito, medici, comunque professionisti che devono stare in piedi molto spesso. Come faccio a stare così tanto in piedi dove già stasera da sdraiata ho dolore? Quindi questa predizione porta un'attivazione nel cervello, se vogliamo paura, la chiamiamo paura, ansia. Quell'ansia porta un'attivazione nel cervello. E quindi questa predizione, se vogliamo, del dolore la sera si ripete. Una sorta di meccanismo, è un ciclo vizioso che ci fa praticamente predire il dolore ogni sera. È un po' come dire: io dopo cena mangio un po' di cioccolato perché voglio avere qualcosa di zuccherato, okay, quando ti manca quel cioccolato dopo la cena, lo vai a ricercare. Ma magari diventa automatica dopo un po' questa cosa, no, non sei tu veramente a dire: "Ma dov'è il cioccolato?" Senti che manca qualcosa. La stessa cosa è questo ciclo di predizione, no, se ogni sera ho sentito dolore, cosa fa il dolore? Ogni sera si ripete. Quindi ci sono 3 punti, 3 fattori di cui abbiamo parlato, molto importanti. E comprenderli quindi ti porta una pace e una predizione positiva di quello che sta succedendo nel tuo corpo. Questo dovrebbe essere insegnato, no, da o in ogni ambulatorio medico al paziente, ma non viene insegnato. Non viene insegnato perché non c'è mai tempo, perché ehm, perché questa parte se la smazza, se vogliamo, il terapista, o se la smazza lo psicologo, se la smazza il fisioterapista. Ma se tu arrivi davanti a me, okay, io sono un fisiatra, sono un ortopedico e ti parlo di questa cosa, quando torni a casa magari stai un po' meglio, okay? Questa è una predizione positiva. Se vogliamo questo è un qualcosa, non dico neanche placebo, non è un placebo, è la verità in realtà, okay, è verità, ancora peggio o ancora meglio.
Okay. Quindi se ti aspetti che il dolore peggiora, peggiorerà. Poi prendiamo, questo esempio invece del mattino, la rigidità. Okay, stiamo quindi parlando di varie parti della giornata con vari intensità. Non è niente un caso, okay, ci può essere che magari, come dire, tu non soffri di dolori alla sera, ma ne soffri più di rigidità al mattino, okay, o viceversa. La rigidità quindi quando vi avevo detto che la mattina il cortisolo è alto intorno alle 6, alle 5, alle 6 del mattino come picco, ehm, quella è energia espressa, ma in un sistema di nervoso ipersensibile, il nostro corpo è già contratto di suo, non è rilassato, non è bello rilassato con le spalle che stanno giù, no. Siamo costantemente in paura del dolore, in protezione. Cosa ci aspettiamo? Che la nottata, per quanto riusciamo a dormire, la mattina siamo rigidi. Questo può essere perché la nottata non è stata ristoratrice, ma può essere anche perché il cortisolo ha portato tutta questa energia che deve essere espressa da qualche parte, bloccata nel corpo. Quindi crea rigidità. Nel mio programma Neurobalance dico spesso di fare movimento se riusciamo nei momenti più vicini a questi picchi di cortisolo, ovvero intorno alle 6, alle 7. Ora tu dirai, perché lo so cosa direte: ma io devo fare questo, devo fare colazione ragazzi", oppure "Io non ho tempo, io solitamente mi alzo, prendo un caffè e vado via a lavoro", okay? Dobbiamo capire che se quell'energia non è espressa in qualche modo, rimarrà là, sotto forma di rigidità. Quindi, se perdiamo l'occasione di muoverci al mattino, questo non vuol dire andare a fare una maratona al mattina, questo non vuol dire andare in palestra al mattino se non volete. Okay, io personalmente mi alzo la mattina, vado in palestra, mi faccio mezz'ora, 1 ora e poi vado a lavorare. Sono in questo studio solitamente e lavoro. Perché so che starò 6, 7, 8, 9, 10 ore seduto e da qualche parte questa energia, devo averla espressa del cortisolo. Quindi il momento migliore è la mattino. Questo crea un effetto benefico in tutta la giornata. Quindi tu penserai: "Ah, mi fa bene esprimere quella energia in quel momento." Non solo, ti fa bene in tutta la giornata. Quindi come inizi la giornata, cambia totalmente il risultato, delle prossime ore. E questa rigidità qualora ci sia, okay, può esserci questa rigidità comunque, anche se ti fai, 15 minuti di camminata o 15 minuti di yoga, può esserci ancora, ma ci sarà leggermente meno durante la giornata e si va a smollare, okay, scusate il gergo così semplice insomma. Quindi è una buona notizia, okay, io spero di avervi dato una buona notizia, che se sentite dolore la sera, okay, può essere anche sinonimo che soffrite di dolori neuroplastici. Può essere, okay, ma la maggior parte ne soffre. Le percentuali sono molto più alte di quelle che ci dicono, okay. 80, 90% delle persone che soffrono di dolori persistenti, per quanto tu puoi pensare: mi hanno detto che ho l'ernia, mi hanno detto che ho artrosi, mi hanno detto che, ho la sciatica perché c'è quel nervo schiacciato." C'è il 90% di possibilità che quella cosa che stai sentendo, se è sopra i 3, 6 mesi di dolore, l'80, 90% è che sia neuroplastica. E si alza ancora la percentuale su quelle un po' mixate tra c'è una parte neuroplastica e c'è una parte anche più fisica.
prima di fare questa nostra diretta avevo un paziente dentro questa, che tra l'altro era un amico anche, che aveva dolori alla spalla, okay, dolori alla spalla, in particolari movimenti, me l'aveva detto qualche settimana fa, ero andato a casa sua, così per caso, io non sapevo neanche di andare lì per questo problema, ma in realtà andavo lì per trovarlo, e mi ha detto: "Guarda Ale, ho questa problematica, cosa puoi fare?" E io subito ho iniziato a fare una pratica di tapping. Ma il dolore lui lo sentiva da pochi settimane, okay? Ora, solitamente parliamo di dolori che sono sopra i 6 mesi, quelli che tratto io. Qua stiamo parlando di un dolore di poche settimane alla spalla. Comunque fatto sta, ve la faccio breve, dopo circa 10, 15 minuti di tapping, il dolore va da 7 a 2, su una scala di 0 a 10, da 7 a 2. E quindi ho pensato: "Perfetto, no, questa cosa adesso svanirà, cioè è una cosa che, riusciremo poi a trattare molto bene con altre sedute di tapping o di visualizzazione, meditazione e quant'altro, quindi pratiche, se vogliamo, energetiche." Però, oggi arrivato qua, abbiamo fatto le stesse pratiche e il dolore era a 3, 4, 5, okay, ma non è calato così di botto ed è andato a 2, okay. Questo, vi ricordo, non è un problema cronico che ha lui, okay, non è un problema che è lì da 6 mesi, da 12 mesi, è lì da oramai son passati forse 2 mesi, ma è leggero, okay, ce la può fare ancora, non è un qualcosa di, però l'abbiamo trattato come se fosse un dolore neuroplastico puro. Questo non vuol dire che lui la parte fisica adesso non la deve fare, okay, quindi continuerà a muovere il braccio, muovere, la spalla, come ha sempre fatto in modo graduale, okay. Quindi ci potrebbe essere nel suo caso un mix tra attivazione neurologica, perché era in un periodo stressante della propria vita dove mi aveva detto: "Devo fare tantissimo lavoro e non ho tempo di finire quello che devo fare", e anche la parte fisica che dice: contrazione del tendine, in questo caso il sovraspinato, dove c'è una contrazione e c'è una sorta di, non dico infiammazione, ma c'è una sorta di, ehm, contrazione proprio fisica, okay, che sente dolore anche per quello. Magari all'inizio, quando ha iniziato a sentire dolore, c'è stato, se vogliamo, uno strappo muscolare, una piccola lacerazione, ci potrebbe essere stata, ma c'era anche quella parte più, come dire, di attivazione neurologica, perché non si spiega se no il fatto che in 10, 15 minuti il suo dolore era sceso di più del 50%, okay? Non è possibile questo in una problematica strutturale. Quindi quello che vi dico è di provare anche voi a capire, sperimentando queste pratiche, quindi del tapping, della meditazione, della scrittura espressiva, le persone espressiva mi sta cambiando la vita, perché avevano fatto tantissima terapia, okay, magari anche mirata alla mente, di psicoterapia, psicoanalisi e tanta meditazione, ma facendo un particolare, s metodo di scrittura espressiva o terapeutica, come vogliamo chiamarla, finalmente hanno aperto delle valvole. Queste valvole di sfogo, se vogliamo, interne, che quando vengono aperte tutto il sistema ne beneficia, ne prende beneficio. Ora anche qui sulla scrittura espressiva potete andare sul mio sito web e, c'è un corso che si chiama "Scrivere per guarire", che tra l'altro veramente, non lo dico qui per vendere qualcosa, ma penso sia una delle cose che ho fatto che sono riuscite meglio di tutto il resto. Perché? Perché dura poco, sono 21 giorni, è fattibile per tutti,
a un costo super accessibile, poi comunque, ora non voglio neanche parlare di prezzi e di costi, perché andatelo a vedere poi sul sito web. In questo momento veramente volevo parlarvi di questa cosa del dolore alla sera. E quindi anche solo questo vi può dare una sorta di beneficio, una sorta di pace che vi fa capire: "Ah, okay, sento dolore la sera, ma non è sinonimo di danneggiamento." Perché? Perché il cortisolo è basso, perché c'è più focalizzazione su di te, sul tuo mondo interiore, non c'è più filtro, non ci sono più distrazioni di Instagram, YouTube, il lavoro, ma devi fare i conti su di te, su te stessa, te stesso. E quindi i dolori si amplificano per quello. Freedom 4142 dice: "Il momento peggiore è il tardo pomeriggio dalle 16 alle 19 circa." Okay, ricordiamoci magari in quel momento se c'è più una sorta di c'è meno distrazione, quindi c'è magari meno distrazione, cortisolo è ai minimi livelli, inizia ad andare giù e quindi questo accade molto spesso, okay, la maggior parte di voi si identificherà in questa situazione in cui i dolori vanno ad aumentare durante la sera. E anche qui l'infiammazione di per sé qua non ci dice niente sul dolore neuroplastico. Howard Schubiner, che è uno dei dottori più esperti al mondo di questi dolori, che lui ha spiegato in differenti interviste, in differenti corsi, che l'infiammazione non è la cosa principale che mantiene i dolori neuroplastici. Quindi quando ci diciamo: sono un po' infiammato al collo, un po' infiammato alla lombare", cioè questa cosa dobbiamo togliercela dalla testa, perché l'infiammazione non è il problema dei dolori neuroplastici, dei sintomi neuroplastici. Pensatela un po' come se tu sei ansioso, se hai un'ansia generale, cosa vuol dire? Che sei infiammato in tutto il corpo? No. Vedila un po' così, come un'attivazione del sistema. E un'attivazione del sistema porta anche attivazione di dolori, di sensazioni, okay? Quindi in quel momento sei attivato, perché ci sono meno distrazioni, meno cortisolo. Piano piano questo ciclo circadiano sarà quindi da equilibrare. Notiamo infatti che se dormiamo meglio, anche la giornata successiva noi stiamo meglio, ma non solo in termini di energia, ma anche in termini di sintomi, okay? E tu dirai: ma se io sento dolore come faccio a dormire?" Okay, ci sono dei particolari protocolli per l'insonnia che potrebbero funzionare. Ora uno di questi protocolli, tra l'altro, è anche sul mio, su Neurobalance. La maggior parte soffre di insonnia e la maggior parte anche mi dice che ha problemi magari anche con il cibo. Pensiamoci anche a se dormo peggio, se dormo male, la giornata successiva sarà richiamata da quei cibi, pieni di zuccheri o comunque raffinati. Non è un caso che abbiamo quelle voglie di cioccolato, di pasta, di pane, di roba più zuccherata. Zuccherata intendo anche carboidrati semplici, okay? È tutto un ciclo, se dobbiamo vederla in modo olistico, è tutto così. E tu dirai: "Ma cavolo, questa situazione adesso si complica." No, in realtà si semplifica, perché se vediamo l'essere umano, no, se vediamo il nostro corpo come qualcosa di, intelligente e non separato a pezzi, tutto torna. Tutto torna. Poi nel momento in cui sto parlando ragazzi, se avete delle domande fatemele adesso, perché non durerà moltissimo questa live, perché saranno in chiusura. Okay, quindi se dobbiamo portarci 3 cose da questa diretta, il primo, il dolore non peggiora la sera,
ma in realtà è perché semplicemente lo senti di più la sera, ma non peggiora, okay, lo senti di più, non peggiora. Il 2, non ti stai arrugginendo di notte, okay? Quando pensi: "Ah, sono tutto arrugginito", no, in realtà è perché quell'attivazione del cortisolo la mattina arriva in un corpo che era già teso e quindi la prima cosa che senti è rigidità. Quindi con molta pazienza e con molto amore verso il tuo corpo, inizierai adesso a mettere delle piccole routine di movimento, che può anche essere: mi alzo, mi metto, la tuta, quello che vuoi, okay, e faccio una passeggiata, un giro dell'isolato. Non ti alzare e la prima cosa che fai è prendere il cellulare e andare a prenderti un caffè. Non fare questo. O meglio, se lo vuoi fare, puoi fare del movimento. E anche mi dà anche fastidio dire qualcosa che dovete fare, perché queste cose secondo me dovrebbero arrivare anche da voi. Perché poi potete dire: io ho fatto tutto quello che hai detto, ma io non sento ancora dolore", okay? E invece poi capiamo che qui c'è il mondo delle emozioni, ovviamente, che non abbiamo toccato. Però ne abbiamo toccati in altre dirette. Numero 3, e poi ho finito, il ritmo del dolore alla sera è attivo. Quindi il dolore ha un ritmo e alla sera si attiva. Si attiva, non si aggrava, okay? Quindi la differenza tra infiammazione e percezione. L'infiammazione qui non è necessariamente alta, è la nostra percezione del dolore che è alta. Questa è la differenza anche da dolore acuto e dolore neuroplastico. La maggior parte che guarda questi video sono persone che soffrono di dolori neuroplastici, okay? Neuroplastico vuol dire che il tuo dolore è lì da più di 6 mesi, qualcuno addirittura da 10 anni. Cioè tu mi vuoi dire che, una persona che sta meglio, dopo 10 anni di dolore, facciamo 2 o 3 meditazioni, un percorso magari piccolo di 6 mesi, dopo 10 anni di dolore, okay, piccolo di 6 mesi, allora tu pensi che l'infiammazione è andata giù in 6 mesi. No, quella infiammazione non era lì presente, era un'attivazione del sistema nervoso, ma non era infiammazione. È vero che l'infiammazione eventualmente poi porta a problematiche autoimmuni, a tumori, a infezioni, okay, quello sì. Ecco perché vi dico eliminate o comunque fate dei controlli almeno per dire: "Questa cosa non richiede un intervento medico convenzionale". E molti di voi hanno già fatto l'intervento medico convenzionale e non ne possono più. La maggior parte di voi quindi si affaccia verso una neanche una medicina alternativa, ma nel capire che ci sono delle cose per cui la medicina convenzionale è limitata. Non possiamo andare da un medico fisiatra e parlare di emozioni represse, perché quello ti dice: "Quella è la porta, signora, vada dallo psicoterapista e se la vada a smazzare da lui. Io non ne voglio sapere". Okay, ci sono delle persone, che ci diranno: "Tu sei fuori di testa, non esiste questa cosa, ma chi ti ha detto che il dolore può essere causato dalle emozioni, represse, e va ben così, e va ben così". Ricordo di non parlare dei vostri dolori a tutti, perché la maggior parte non capiscono, la maggior parte pensa che siete delle persone totalmente okay, cioè okay vuol dire vi guardano, sei intero, sei intera, ma non vedono dentro di te che stai soffrendo di dolori cronici. Quindi la gente non riesce a capire. E il problema che magari vieni anche ridicolizzato come quella persona che dice: "Ma dai, è un po' di dolore, ma, non stare focalizzato su quello, cioè volaci su, no, volaci su, distraiti", okay? Ma sappiamo noi che è molto più di questo.
non è semplicemente, sono una persona nulla facente o sono una persona che è troppo sensibile, il problema sono io. No, no, non è questo. Non stiamo dicendo questo, ma, e appunto proprio per non dire questo, è meglio a volte non esternare troppo alle persone che non ci conoscono i nostri problemi, okay? Io non vado a dire a tutti: soffro di dolori al collo da 5 anni." Non lo dicevo, okay? Ma poi che gliene frega alla gente alla fine? Forse ti potrebbe solo andar contro in un certo senso, non ti potrebbe neanche invitare a quella camminata in montagna, perché dici: "Ah no, ma Alessio non lo chiamiamo perché ha dolori alla schiena da 5 anni." E quindi pensano che tu sei impossibilitato a fare quelle cose, quindi non ti integrano. Piuttosto, insomma, siamo noi a spiegare magari a quei pochi di dire: "Guarda, posso venire, ma può essere anche che il mio ritmo sarà un po' più lento." Va bene? Okay. Ragazzi, sono in chiusura. Veramente grazie, sono onorato di parlare anche solo a pochi di voi. So che questo canale sta crescendo di mese in mese, di anno in anno. Ehm, sono veramente contento. Ricevo sempre più mail di persone che hanno dei benefici dalle mie meditazioni. Veramente vorrei invitarvi a provare a testare su di voi l'ultimo corso che ho fatto, si chiama "Scrivere per guarire", veramente è accessibilissimo a molte delle persone, e se non è accessibile a quei pochi, faccio il massimo per dare anche video gratuiti come questo. Però veramente quello là, "Scrivere per guarire", veramente ha un prezzo che costa meno di una mia sessione di di consultazione, e però può fare una grandissima differenza, quindi guardatelo, posso solo dirvi quello. Non voglio convincervi, se non insomma, se non vi fidate non lo prendete, però secondo me, insomma, ve lo dico col cuore da amico, questo corso può fare veramente la differenza a molti di voi, okay? Non vi sto promettendo niente, ma può fare la differenza, okay? Tante persone, spendono migliaia di euro in cose che magari dici: "Okay, proviamo, ci sta, lo capisco." Qua stiamo parlando di pochi cioè neanche centinaia di euro, stiamo parlando di meno di una consulenza, okay? Questo è tutto, buona serata, ci vediamo al prossimo video. Ciao.